Giovedì 16 settembre 2021 a Villa Vittoria, a Firenze, per la rassegna Villa Vittoria Cultura e la serie di presentazioni che vanno sotto la denominazione Il libro della settimana. Si è conclusa a pochi minuti la presentazione del libro Muoio per te di Filippo Boni. Lo ha presentato al pubblico Cecilia Del Re, assessore del Comune di Firenze, particolarmente legata ai luoghi narrati in questo libro, cioè i luoghi di un eccidio compiuto all'inizio del mese di luglio del 1944 a Cavriglia, in due frazioni, Castelnuovo dei Sabbioni e Meleto, che l'assessore conosce bene per vari motivi, e quindi oggi non solo per stima nei confronti di Filippo Boni, che è anche assessore alla cultura e vice sindaco di Cavriglia, non ha fatto mancare la sua presenza. Però Cecilia è stata presente anche a molte altre presentazioni di libri, quindi può fare anche un bilancio parziale, perché la rassegna proseguirà ancora per tutto il mese di settembre, di questa interessante manifestazione che anche stasera ha fatto registrare con i dovuti distanziamenti il tutto esaurito. Sì, Villa Vittoria ha ospitato questa estate una rassegna di iniziative davvero importanti, una serie di presentazioni di libri che hanno dato modo alla nostra città di appunto avere dei confronti, dei dibattiti su nuove opere che qui sono state presentate e che hanno quindi animato anche questo bellissimo parco, il parco di Villa Vittoria. Oggi siamo stati insieme all'autore di Muoio per te, edito da Longanesi, Filippo Boni. Abbiamo presentato la sua ultima opera che, come veniva ricordato, vuole raccontare un eccidio avvenuto nel 1944 nel comune di Cavriglia, in particolar modo in due frazioni, quelle di Meleto e Castelnuovo di Sabbioni, e che ha portato all'uccisione di ben 191 uomini di questo territorio. Un eccidio che finora è stato dimenticato e che, grazie alle capacità storiografiche, grazie al grande lavoro di ricerca dell'autore, oggi queste persone possono tornare a vivere, possono tornare ad avere quella giustizia che lo Stato non gli ha dato. Per questo ringraziamo l'autore, a cui sono molto vicina, avendolo conosciuto fin dai tempi dell'università, ed è un onore poter essere stata qua oggi a presentare la sua terza opera, tre opere che, dove la sua storia, la storia personale dell'autore si interseca con quella del nostro territorio, con quella di fatti che hanno segnato la storia del nostro paese, e in tutte queste storie sono le emozioni quelle che poi rimangono al lettore e che vogliono davvero lasciarci quella volontà e quella sete di giustizia di cui tutte queste persone dimenticate avevano bisogno e che aspettavano da tempo, e che grazie a Filippo Boni oggi l'hanno trovata. Si è conclusa fra gli applausi la presentazione di Filippo Boni del suo libro Muoio per te, una storia di famiglia che si intreccia anche con un eccidio che ha coinvolto l'intera comunità di Cavriglia, anzi di due frazioni della comunità di Cavriglia. Fra i morti, che sono stati 191, se ne è aggiunto un 192esimo, cioè il bisnonno di Filippo, che con una falsa o forse in buona fede errata comunicazione gli era stato comunicato che il figlio era fra gli uccisi dai nazisti e che il corpo del figlio in quel momento veniva bruciato in una pira umana, e quindi, pur essendo riuscito a scappare, tornò indietro con un bastone, scagliandosi contro i nazisti, che ovviamente lo trucidarono e lo lasciarono sul selciato della piazza. Una storia quindi che ti ha coinvolto non solo come storico, come ricercatore. Ricordiamo, questo è il tuo terzo libro. Il primo era dedicato ai reduci di Cefalonia, un'altra pagina sempre molto oscura della nostra storia di guerra, poi l'eccidio, anzi la scorta di Moro dell'eccidio di Via Fani, e ora questo terzo libro. Magari se vuoi fare riferimento anche ai due precedenti, perché credo con questo si chiuda un po' una trilogia. Allora, Muoio per te è il titolo del mio ultimo libro, la storia di un massacro che l'Italia ha dimenticato, avvenuto nel
comune di Cavriglia fra il 4 e l'11 luglio 1944, un massacro che le truppe naziste della Hermann Göring hanno preordinato e organizzato, uccidendo 192 civili, appunto come ricordava Fabrizio, in una settimana di età compresa fra i 14 e i 92 anni. Erano tutti maschi, per fortuna, tra virgolette, non cadde nessuna donna e nessun bambino in questo massacro, come purtroppo è avvenuto in altri teatri di strage nazista. Questo è un viaggio nella storia, nell'organizzazione di questo massacro, ciò che avvenne prima, ciò che è avvenuto in Italia in quegli anni atroci ai danni di oltre 25.000 vittime innocenti italiani per crimini commessi dall'esercito nazista, in parte con l'aiuto di fascisti e repubblichini locali, e che avvenne anche poi successivamente, appunto nel luglio del 44, nel comune di Cavriglia. Si riparte da una storia personale che è quella del mio bisnonno, che si chiamava Annibale, che era un umile macellaio, che la mattina del 4 luglio perse la vita perché convinto che suo figlio, anche lui, fosse stato rastrellato e ucciso. In realtà suo figlio, che era mio nonno e si chiamava Giuseppe, era nascosto, altrimenti io non avrei mai scritto questo libro, perché non sarei mai venuto alla luce. Mio nonno era nascosto mentre suo padre si fece uccidere convinto che suo figlio fosse morto. Morendo, mio nonno mi ha raccontato la sua storia e io da allora sono partito dal 1996 in un lungo viaggio di ricerca che ha ripercorso da una parte la storia del massacro e dall'altra la storia di tutte le vittime. Qui in questo volume si raccontano molte di quelle storie, molte di quelle vittime che quella mattina, loro malgrado, si ritrovarono a morire durante un periodo atroce del Novecento, quello della Seconda Guerra Mondiale in Italia, fra il 43 e il 45. In termini numerici questo è il quarto massacro nazista mai avvenuto in Italia per un comune. Prima abbiamo Marzabotto, poi successivamente Sant'Anna di Stazzema, in termini numerici sto parlando Roma, e poi successivamente Cavriglia. Però di Cavriglia, Marzabotto, Sant'Anna, Via Rasella se ne parla molto. Di Cavriglia nel corso del tempo si è sempre parlato troppo poco. Quello che mi auguro è che questo libro, che è stato in qualche modo un romanzo storico, possa entrare nelle mani delle nuove generazioni, delle scuole, dei giovani, affinché possano capire il sacrificio che i nostri padri hanno fatto per poter costruire quella che oggi è la nostra libertà. In un periodo difficile come questo, quello del Covid, che ci ha rimesso di fronte al tema prepotente della libertà, come diceva Piero Calamandrei, che la libertà ce ne accorgiamo proprio quando inizia a mancare, ce ne accorgiamo, riusciamo a capire che cos'è soltanto quando inizia a mancare. Ecco, è come l'aria. Io credo che quel valore, quello della libertà, ci è stato consegnato dopo un enorme sacrificio, forse ripercorrendo la storia anche di questo massacro. Io mi auguro, questo è un mio sogno, che i nostri ragazzi possano capire il senso e il valore di quella libertà e quindi forse anche di costruire un futuro diverso. Questo è il mio terzo libro che scrivo per Longanesi, casa editrice di Milano. Il primo ricorda la storia degli uomini, 5 agenti di scorta di Aldo Moro, che il 16 marzo 1978 morirono trucidati dalle Brigate Rosse in via Fani, e di cui purtroppo fino a 3 anni fa nessuno aveva mai parlato, né di loro né della storia dei loro familiari. Poi la storia dell'ultimo sopravvissuto Cefalonia, questo è stato il mio secondo libro, è la storia di Bruno Bertoldi, che è ancora vivo a 103 anni, vive a Bolzano, e pensate che è un uomo che, oltre a essere sopravvissuto al massacro di Cefalonia, ha attraversato prima i campi di sterminio nazisti e poi sopravvissuto anche ai gulag sovietici, tornando a casa dopo un'avventura e un'epopea pazzesca. È una Liliana Segre di cui oggi l'Italia non parla e di cui dovremmo ricordarci, la storia degli IMI, gli internati militari italiani, oltre 600.000, molti di loro non sono mai tornati a casa. Bruno Bertoldi è tornato a casa, è un testimone del tempo e merita anche la sua storia di essere scoperta. E infine, appunto, Muoio per te è il terzo di questa trilogia e in qualche modo cerca di restituire dignità e giustizia alle vittime dei massacri nazisti.